Intanto l'aggiornamento dei casi, abbiamo 1023 persone positive in questo momento, 262 persone ricoverate, 68 persone in terapia intensiva, 54 dimessi e 29 decessi. I veneti devono capire che devono stare in casa. I veneti devono capire che la prima cura al virus siamo noi. I nostri modelli ci dicono che fra 5 giorni avremo un picco nelle terapie intensive. I nostri modelli ci dicono che se continuiamo così a non rispettare le regole, entro il 15 di aprile avremo 2 milioni di veneti contagiati. Allora, il vero tema è che dobbiamo richiamare tutti alla responsabilità. Alla responsabilità vuol dire di non andare i fine settimana al mare a fare passeggiate, di non andare nei centri commerciali, di non andare nelle piazze, di non andare in nessun posto che non sia il posto di lavoro o il negozio alimentari per approvvigionarsi di generi alimentari o a stare a casa. La prima cura al virus siamo noi, nei nostri comportamenti, nel fatto che dobbiamo mantenere le distanze di sicurezza nell'interlocuzione con le persone, nel fatto che dobbiamo limitare al minimo i rapporti sociali, meno persone frequentate, anche tra i familiari, meglio è. L'insidia è il positivo asintomatico, che ha un R0, per usare un termine tecnico, di 2,4, vuol dire che ogni persona positiva asintomatica riesce a contagiare 2,4 persone. Fino ad oggi, a mezzogiorno e mezzo dell'11 marzo, così resta agli atti, la situazione, grazie a una macchina sanità che funziona, è sotto controllo. Però gli algoritmi, i modelli matematici ci dicono che al 15 di marzo l'incremento delle terapie intensive sarà radicale. Abbiamo bisogno di un grande atto di solidarietà, di responsabilità, di civiltà. Ce la facciamo, però dobbiamo uscirne con le ossa poco rotte. Ogni nucleo familiare deve restare isolato a casa sua. Abbiamo un obbligo morale di difendere le persone più deboli, gli immunodepressi. C'è un bel spot che faremo vedere dei ragazzi della Teen Zone di Padova, dei malati di oncoematologia, che fanno un appello, dicono dateci una mano, non andate in giro, state a casa. E così poi gli anziani che hanno bisogno di essere protetti, e i bimbi. Insomma, l'appello mio è di stare a casa. Oggi peraltro ho dato a disposizione anche la sanità e farò anche un'ordinanza che attiveremo anche subito misure ancora ulteriori. Cioè, al di là dei tamponi, andremo in isolamento con tutti i contatti, un positivo, tutti i contatti isolati, che siano negativi, che non andiamo in isolamento di massa.